Vice Premier Di Maio stamane nella Marca, tra i temi affrontati quello dell'autonomia del Veneto, nessun rallentamento dice, entro dicembre sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri, gli fa eco Salvini, nelle prossime settimane passiamo dalle parole ai fatti. Crack BPV, oggi la prima udienza del maxi processo, 7.000 costituzioni di parte civile, 6 gli imputati tra cui l'ex presidente Giovanni Zonin, ma nessuno di loro era in aula, fuori la rabbia dei risparmiatori. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, il 43enne accusato di aver ucciso con un colpo di pistola l'ex moglie Filomena, convalidato l'arresto, per gli investigatori potrebbe essere stato un delitto premeditato. Incendio nel cuore di Verona, in fiamme una palazzina, 24 persone evacuate, 20 di loro sono state trasportate negli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. Maxi sequestro di droga dei carabinieri di Valdagno, trovati in un container 7 quintali di cocaina purissima in arrivo dal Brasile, un carico che solo la criminalità organizzata poteva creare. La parola Gesù cancellata dalla canzone natalizia, consensi da più parti, l'iniziativa della bimba veneziana che ha bloccato l'idea delle maestre, una scelta incomprensibile anche per un laico, dice il rettore della Basilica del Santo. Aperto al pubblico ufficialmente oggi M9, il museo multimediale high-tech di Mestre dedicato al Novecento, la speranza di una rinascita per la terraferma. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'autonomia del Veneto è stato uno dei temi affrontati questa mattina dal vice premier Luigi Di Maio in visita nella Marca trevigiana. Non ci sono rallentamenti nella procedura, ha spiegato Di Maio, anzi ha aggiunto la richiesta dei veneti potrebbe concludere il suo percorso per essere posta in votazione già entro la fine di dicembre. Autonomia del Veneto avanti tutta. A confermarlo oggi a Spresiano il vice premier Luigi Di Maio, smentendo le notizie di possibili rallentamenti dovuti dalle diverse posizioni dei ministeri. I cittadini del Veneto hanno votato un referendum che non può essere disatteso, quindi non ci sono dubbi sull'autonomia del Veneto da nessuna delle due forze politiche che sostiene questo governo, che sostengono questo governo, anzi lo dobbiamo fare il prima possibile, stiamo lavorando con i ministri competenti per dare l'autonomia richiesta dal Veneto sulle materie richieste il prima possibile. Il ministro va oltre con date e passaggi legislativi. Nei vari consigli dei ministri di dicembre bisogna affrontare il tema dell'autonomia. Lo stiamo facendo correndo e facendo una corsa contro il tempo, perché immaginerete che la materia è importante, ma il fatto di dire che è una materia importante non significa mettere le mani avanti e dire che perderemo tempo o prenderemo tempo. I veneti hanno diritto all'autonomia perché l'hanno richiesta con un referendum e l'avranno in tempi certi. Messaggi chiari a tutto l'orizzonte politico che hanno già innescato le prime reazioni, in particolare da segnalare quella dell'altro vice premier Matteo Salvini che ha affidato alla rete il commento "passiamo dalle parole ai fatti" come previsto dal contratto di governo. Ringrazia per il forte segnale lanciato dai due ministri il governatore del Veneto Luca Zaia, che sottolinea come l'autonomia sia richiesta da 2,5 milioni di veneti che si sono espressi nel referendum e che il progetto completo e complessivo della richiesta delle 23 competenze sia sul tavolo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal 2 ottobre. Ma non è l'unico tema trattato dal ministro Di Maio, che ha commentato così gli ultimi dati negativi sull'economia italiana. Se l'economia rischia di fermarsi, noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia. Con questa manovra mettiamo 37 miliardi. E a un Veneto, regione critica nei confronti del reddito di cittadinanza, il ministro ha risposto così. È una misura che darà soldi solo alle persone che vorranno mettersi in gioco per trovare lavoro. È una misura di politiche attive del lavoro che tra l'altro darà sgravi alle imprese che assumeranno dalla platea del reddito di cittadinanza. Quindi se un'impresa assume da chi prende il reddito avrà uno sgravio fiscale pari al reddito di cittadinanza che prendeva quella persona, che ovviamente non prenderà più. Ministro che ha confermato le agevolazioni e le attenzioni alle piccole imprese. Fondo di garanzia, Industria 4.0, iperammortamento, superammortamento, sono tutti strumenti che ci saranno anche l'anno prossimo, però li sto riorganizzando per le piccole e medie imprese. Adesso creiamo una esclusività di questi strumenti, di queste opportunità per le piccole e medie imprese. La cronaca con il processo BPV, oggi la prima udienza del maxi processo, 6 gli imputati, tra loro l'ex presidente Giovanni Zonin, ma nessuno di loro era presente in aula. Fuori intanto la rabbia dei risparmiatori. Perché suona la campana?
Perché inizia il processo? Sì. Era ora? Sì, era ora, sì. Fuori suona la campanella dei risparmiatori, dentro quella della Corte che entra in aula. Dopo un anno di udienze preliminari ha inizio il processo per il crack della Banca Popolare di Vicenza. C'è grande aspettativa, ma anche molti timori tra i risparmiatori che non hanno voluto mancare in questa giornata per far sentire ancora una volta la loro voce. Ma lo chiama processo questo? Magari. Perché dice? Ci sono troppe cose politiche alle spalle. Speriamo. Speriamo, perché c'è anche in ballo magari la prescrizione e per noi sarebbe un'offesa enorme, diciamo, che prendesse atto, per cui ci auguriamo che chi di dovere metta la faccia e anche la volontà per dare a quello che è dovuto ai risparmiatori che sono stati derubati, truffati. Io arrivo da Udine, quindi a prescindere da dove lo facciano o lo faranno, io ci sarò, perché sono quasi 4 anni che aspetto questa data. Sono consapevole che è semplicemente una rivendicazione sociale in termini di giustizia sociale ed è un'azione di forza contro la politica, però bisogna anche dare un segnale, perché non è possibile che in questo paese tutto sia insoluto e nessuno abbia mai causa di nulla, e se c'è una causa è sempre dovuta a fattori esterni. All'interno del Palazzo di Giustizia a Borgoberga intanto continua la registrazione degli avvocati e la presentazione delle nuove costituzioni di parte civile, 2400, fuori la rabbia è ancora tanta, e a chi si chiede se potesse dire qualcosa all'ex presidente Giovanni Zonin la risposta è netta. Gli direi se ha coraggio, se ha fatto qualche riflessione, se è riuscito a dormire, ecco, queste cose qua, e poi gli direi cosa ne ha fatto dei soldi nostri, perché in qualche parte sono andati. Risparmiatori che da un lato attendono finalmente che il fondo per il ristoro delle vittime da reati bancari prenda effettivamente vita, e dall'altro chiedono che la giustizia, quella del Tribunale, accerti colpe e responsabilità. La giustizia deve essere in questa vita, non nell'altra, perché nell'altra ci sono già finite persone che nella disperazione non hanno retto, e io come altri abbiamo il dovere morale di reggere per queste persone che si sono anche ammalate, perché io ho 2 genitori che hanno oltre 70 anni e oltre a una figlia che può vedere di queste faccende non c'è nessuno, perché lo Stato non c'è. Avete visto centinaia gli avvocati, oltre 7.000 infatti le costituzioni di parte civile. Questi alcuni dei numeri di questo maxi processo che si è aperto in tribunale a Vicenza per il crack BPV. Su tutto, l'avete anche sentito da quel signore intervistato, c'è appunto il timore della prescrizione. Si è aperto con l'udienza di oggi il maxi processo per il crack della Banca Popolare di Vicenza, un'udienza tecnica come anche quelle del 15 dicembre dedicate alle nuove costituzioni di parte civile, 5.200 quelle già accettate nella prima fase, ed oggi ne sarebbero state depositate altre 2.400, salendo così attualmente a 7.600. Avvocati che pazientemente dalle 9 del mattino, se non prima, sono rimasti in coda per registrarsi e presentare le istanze. Noi ci costituiamo per la prima volta, abbiamo numerosi risparmiatori che sono stati ahimè truffati da questa banca e siamo qui per tutelarli al meglio. Noi abbiamo portato oggi centinaia di posizioni, e la maggior parte di queste però riguardano persone che oggi si trovano esposte nei confronti della banca in liquidazione o della società di gestione accentrata o di intesa, e quindi che stanno oggi rischiando di subire un'azione di recupero credito. O chi, come Federconsumatori, ne fa una questione di principio. Riteniamo opportuno farlo anche per dare un segnale, un messaggio ai nostri associati di partecipazione e di azioni finalizzate a perseguire i loro diritti lesi. Per tutti il timore oggi è uno solo: la spada di Damocle della prescrizione. Questo è sicuramente ipotizzabile come rischio, però era naturale che le vittime si costituissero parte civile, anche perché può essere sottinteso come condizione per accedere eventualmente al fondo di ristoro delle vittime che è stato predisposto dal governo. Quindi questa, e poi è una questione di principio in molti casi. Siamo fra l'anno e 2 anni e quindi il tempo è molto breve, calcolando che si tratta di un processo di dimensioni enormi, con tutte le complicazioni del caso, migliaia di parti civili e potenzialmente migliaia di testi, e si spera siano ridotti al minimo anche da chi si è costituito.
La macchina organizzativa per consentire lo svolgimento tranquillo della prima udienza è perfettamente oliata e a guidarla lo stesso Presidente del Tribunale Alberto Rizzo, mentre le forze dell'ordine all'interno e all'esterno del Palazzo di Giustizia sovrintendono alla sicurezza. 2 le aule messe a disposizione per consentire che tutti gli avvocati possano seguire, mentre il pubblico è riservato all'atrio dove sono state posizionate delle sedie. Alle 11:30 con l'ingresso della Corte inizia l'udienza, in aula solo avvocati e qualcuno del pubblico, nessuno degli imputati è presente. Voltiamo pagina, andiamo a Verona, dove questa notte è scoppiato un incendio in una palazzina, 24 le persone evacuate, 20 di loro sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere. La cronaca. Le fiamme sono partite da un appartamento al piano terra dove vive un'anziana che fortunatamente è riuscita ad uscire subito dall'alloggio prima di rimanere bloccata. In pochissimo tempo l'intera palazzina nel cuore di Verona è stata invasa dal fumo. Subito è scattato l'allarme, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, ben 6, 21 operatori che hanno messo in salvo le famiglie. Il fumo ha invaso in pochissimi minuti il vano Scala, costringendo i residenti a rimanere dentro gli appartamenti. I vigili del fuoco hanno soccorso le persone facendole scendere con l'autoscala, mentre altri hanno iniziato a spegnere il fuoco. 24 le persone evacuate, delle quali ben 20 sono state portate negli ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento per intossicazioni da fumo. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazione. Le fiamme, in base ai primi accertamenti, si sono innescate poco dopo le 4 per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici e del personale del nucleo investigativo antincendio territoriale dei vigili del fuoco. La polizia municipale ha dato assistenza agli sfollati, sul posto anche polizia e carabinieri. Tutte le strade limitrofe sono state chiuse per ragioni precauzionali. Torniamo ora ad occuparci della vicenda di quella bimba di 10 anni di una scuola elementare della Riviera del Brenta, impegnata in una personale crociata a difesa della tradizione cattolica nei canti di Natale della sua scuola. Le maestre infatti avevano deciso di togliere la parola Gesù dalla canzoncina natalizia. Ebbene, la questione ha fatto discutere la politica fino ai massimi livelli. Al fianco della piccola si schierano compatti le mamme e i papà del territorio. Ha sorpreso e convinto un po' tutti l'iniziativa di una bambina di appena 10 anni che ha persuaso le maestre della sua scuola a reintrodurre il nome di Gesù nei canti di Natale, dopo che lo stesso era stato eliminato per timore di urtare la sensibilità degli alunni di religioni diverse da quella cristiana. Penso che loro non si offenderebbero mai, perché comunque per loro è una gioia, quindi non penso che sia proprio così, ecco. Noi siamo cresciuti con la cultura di Gesù, eccetera, di fare le festine, eccetera. Non credo che per rispettare altre religioni si debba togliere questa. Penso che sia una cosa normale che fanno tutti i bambini che credono nel Natale. Sono d'accordo sul fatto che non sia obbligatorio a farle, magari per alcuni bambini che magari non sono cristiani, nel senso penso sia giusto, però per chi invece lo è giusto che ci siano. Nel Natale cristiano non c'è nulla di irrispettoso, sostengono all'unisono mamma e papà. È una tradizione a cui i bambini sono legati e che non ha mai offeso nessuno. Perché togliere certe cose, certe credenze? Ognuno è libero del proprio pensiero e se i bambini hanno il piacere penso sia ovvio e doveroso pensare di rimetterle o avere un occhio per i bambini soprattutto. Io vedo che noi siamo un paese dove queste tradizioni sono una cosa normale per noi. Se a qualcuno dà fastidio va pure dove si trova meglio, non c'è problema. Io sono atea, quindi per me è indifferente. Credo comunque che cambiare, diciamo, quello che è la natura nostra non è che noi dobbiamo adeguarci, sono chi è che viene da noi che deve adeguarsi a noi. Questo indipendentemente dalle religioni attuali. E la vicenda fa discutere anche a Padova, dove prende posizione il rettore della Basilica del Santo. C'è un istinto che hanno i bambini che a volte ci insegnano, perché a volte siamo così sprovveduti noi adulti che dovremmo avere gli occhi di un bambino per guardare la realtà. È stato l'impegno di una bambina di 10 anni di una scuola elementare della Riviera del Brenta a far tornare il nome di Gesù nel testo della canzoncina di Natale da cui era stato tolto dagli insegnanti per non urtare la sensibilità dei non cattolici. Un caso che ha fatto discutere che secondo il rettore della Pontificia Basilica di Sant'Antonio a Padova non aveva ragione di esistere. C'è ogni tanto questo ritorno di questi episodi
che francamente faccio fatica a capire, perché anche guardandoli dal punto di vista laico, mi verrebbe da dire, credo che non riconoscano la tradizione che è quella di un territorio, quella di una nazione, quella di una storia che deve tutto al cristianesimo, onestamente, che deve tanto, ecco, se possiamo dire, perché non voglio esagerare. La religione racchiude un patrimonio anche culturale, ricorda padre Svanera, che è e dovrebbe rimanere condiviso, si tratti di credenti o non credenti. Dal crocifisso al presepio, passando attraverso la canzoncina, mi paiono delle operazioni miopi che non sanno neanche riconoscere il valore della propria cultura, che è una cultura che si fonda sul cristianesimo, sui valori che poi noi possiamo chiamare anche laici, ma che hanno avuto sicuramente in Gesù Cristo, che noi ricordiamo nel Natale, un cardine della nostra storia. Torniamo alla cronaca con un sequestro record di cocaina purissima effettuato dai carabinieri di Valdagno. Quasi 700 panetti di droga trovata nascosta in un carico di pellami arrivato in una ditta della zona. Zermeghedo, maxi sequestro di cocaina, 690 panetti di cocaina purissima nascosta in un carico di pellami arrivato in una ditta della zona. Ad avvisare i carabinieri lo stesso titolare dell'azienda, sorpreso dall'arrivo di un carico di pelli atteso per un'altra data, e che una volta verificato si è trovato di fronte a panetti di sostanza stupefacente sigillati uno ad uno, droga che una volta sul mercato varrebbe oltre 80 milioni di euro. Un maxi carico di sostanza stupefacente è arrivato in porto dal Brasile, che solo la criminalità organizzata è in grado di pianificare. Ci spostiamo in provincia di Treviso, a Preganziole per l'esattezza, dove ieri si sono registrati alcuni furti nella frazione di San Trovaso, gli ultimi di una lunga serie, denunciano i residenti. Sembra passata l'epoca in cui i ladri entravano in azione di notte o a tarda sera. Sempre più frequenti, infatti, le denunce che parlano di furti messi a segno o tentati a pomeriggio inoltrato, quando scende il buio, come accaduto ieri intorno alle 17:30 a San Trovaso, quartiere di Preganziole, nell'ultimo periodo preso di mira dai banditi quasi quotidianamente. I malviventi sono entrati in questa abitazione all'interno di un residence di Largo Fratelli Rosselli. In quel momento il proprietario non era in casa. Il 70enne è ancora scosso a raccontarci quanto accaduto il figlio. Eravamo tutti fuori, siamo rientrati nel giro di un quarto d'ora, però abbiamo trovato l'allarme con gli avvisi e tutte le segnalazioni del caso. Stando alle impronte ritrovate sul pergolato in giardino, sembra che i banditi prima di entrare qui siano passati in altre abitazioni. Dopo aver fatto altre due case vicino alle nostre, hanno provato a entrare nella nostra, è partito l'allarme e si vede che quello ha avuto una deterrenza, perché li ha fatti scappare velocemente, sono entrati solo su una stanza, poi devono essere fuggiti prontamente. In altre case vicine invece sono entrati in modo un po' più pesante. Ad essere spariti dalla casa della famiglia Lubian alcuni oggetti, soprattutto dal grande valore affettivo, e ora resta la paura. È un po' scosso e scocciato più che altro anche della situazione. Il disagio è aver avuto qualcuno che è entrato nella tua abitazione, questo sì, al di là dei danni che insomma per lo sfondamento delle finestre. Probabilmente i banditi sono poi fuggiti attraverso questo sottopasso pedonale che attraversa i binari della stazione e sbuca dall'altra parte di San Trovaso, a pochi metri da via Comisso, dove sempre ieri intorno alle 18:20 i ladri, forse la stessa banda, sono entrati in azione in un'altra abitazione. Nella vicina frazione di San Bugè la situazione sembra simile. Abbastanza triste, diciamo, perché ultimamente i ladri ci sono sempre la domenica. A parte l'ultima domenica, per 3 domeniche consecutive sono venuti con orario intorno tra le 18 e le 21. Uno dei colpi è stato messo a segno anche nella casa della vicina, della signora Cipriani. Fortunatamente da lei non sono riusciti ad entrare, però la paura è stata tanta. Lei ancora, se ci pensa, è scossa. Adesso pochissimi istanti di pubblicità e poi altre notizie dal Veneto. Restate con noi, a tra poco.
Rieccoci in diretta ancora alla cronaca per parlare della morte di Filomena Baretta, avvenuta qualche giorno fa a Marano Vicentino, convalidato il fermo di Angelo Lavarra, l'ex marito accusato dell'omicidio della donna. Molte le risposte però ancora da trovare, forse dietro potrebbe esserci la premeditazione. Fin dal primo istante ci sono stati svariati piccoli, minuscoli elementi che ci hanno fatto pensare che purtroppo la ricostruzione che ci veniva offerta in un primo istante da parte del marito diciamo così, non confortassero l'ipotesi del suicidio, l'ipotesi anticonservativa. Non si è uccisa Filomena Baretta, 42 anni, il 20 novembre. Dietro di sé Angelo Lavarra, 43, ex marito di Filomena, ha lasciato degli indizi. Quel colpo di pistola alla nuca da dietro. Lei gli dava probabilmente le spalle, non poteva esserselo autoinferto. E poi, grazie al RIS, la conferma che la donna non era stata uccisa in camera, ma in cucina. E poi il corpo portato nell'altra stanza. Per terra sono state evidenziate le tracce di sangue. Angelo Lavarra ha poi ammesso di aver pulito in maniera fredda e meccanica, giustificandosi che si era fatto prendere dal panico. Di fronte a questi elementi il giudice, dopo aver disposto il fermo, ne ha convalidato l'arresto. Nell'ultimo interrogatorio avvenuto in carcere, Lavarra si è valso della facoltà di non rispondere, mentre ora i carabinieri stanno ripercorrendo la storia di questa famiglia, lavorando su un'ipotesi di premeditazione. Molte le domande ancora a cui dare risposta. Filomena era tornata a casa e quindi il 20 novembre lei viveva lì, o come ha detto l'ex marito, si erano dati appuntamento per parlare. Filomena in 10 anni di matrimonio era dovuta ricorrere 2 volte all'ospedale dopo diverbi col marito, e che qualcosa non andava l'aveva confidato ad un'amica ed anche una delle sorelle, da far luce anche su quello che potrebbe essere il movente. Sul movente diciamo che ci muoviamo su questa ipotesi della gelosia orgogliosa, come dicevamo durante la conferenza. Sicuramente è un rapporto coniugale, un rapporto uomo-donna particolare, probabilmente viziato da alcuni elementi che sicuramente impongono un esame abbastanza approfondito di quello che è il contesto familiare all'interno del quale si è venuto a realizzare la tragedia. E polemica a distanza tra il sindacato autonomo di polizia e il questore di Padova sull'episodio che ha visto una pattuglia di agenti rimanere con l'auto in panne in autostrada. Disavventure e polemiche per una pattuglia di poliziotti della questura di Padova partiti in auto con a bordo uno straniero irregolare da accompagnare al centro di identificazione e espulsione di Bari, ma rimasti a piedi dopo pochi chilometri. Partiti con una Fiat con oltre 210.000 chilometri, si sono praticamente fermati a Forlì. L'auto prima si è accesa la spia rossa, poi ha iniziato a rallentare fino anche praticamente fermarsi. La Fiat Bravo, che aveva a bordo i 2 poliziotti e lo straniero, è giudicata inidonea e il questore avrebbe dovuto, sostiene il sindacato autonomo di polizia, fare una verifica interna e non dichiarare che quell'auto aveva sostenuto 70 viaggi del genere senza problemi. Capire che probabilmente un mezzo con oltre 200.000 chilometri, con tutte le problematiche strutturali che può avere, non è assolutamente idoneo per fare un viaggio di oltre 1.000 chilometri e rientrare. Il SAP giudica grave l'accaduto e ha sottoposto l'episodio all'attenzione del Ministero. Chiede che vengano scelti dei mezzi idonei per questo tipo di servizio, anzi che abbiano anche delle dotazioni supplementari di sicurezza. Adesso verificheremo al Ministero anche la fattibilità di ulteriori mezzi con dei separé proprio per garantire anche maggiore sicurezza agli operatori. Cambiamo argomento, andiamo a Mestre, dove oggi è stato il giorno del vernissage dell'M9, il polo culturale, centro attrattivo che promette di essere punto di riferimento sia per residenti che per visitatori da tutto il mondo. Ore 11 stamattina Mestre, fuori è un brulichio di gente, anche in coda in attesa di entrare ad ingresso limitato e strettamente personale. Dentro le 2 sale interattive sono già al lavoro. Si attende l'inaugurazione dell'M9, il museo del Novecento tra via Pueri e via Le Carducci. Oltre 20.000 mattoncini in ceramica per il mosaico in 13 diversi colori che riveste il nuovo progetto di rigenerazione urbana per il polo culturale ad altissima tecnologia applicata, ma anche centro di aggregazione sociale nonché spazio per lo sviluppo e la promozione di eccellenze produttive.
Vogliamo ricordare che nasce da molto lontano, nasce ancora dal presidente Segre e dalle amministrazioni precedenti che hanno creduto in questa rilancio di Mestre. Noi ovviamente abbiamo sposato questo. 110 milioni il costo del complesso, 7 grandi edifici di cui 3 costruiti ex novo per il restauro anche dell'ex distretto militare divenuto in seguito il convento di clausura Santa Maria delle Grazie, ora finemente restaurato insieme al chiostro. Dentro l'M9 8 filoni tematici in esposizione, contro gli altri la res pubblica tra Stato, istituzione e politica. Il nostro pensiero vola le nuove generazioni, in una stretta ragione di partito o in una presunzione di superiorità. E poi c'è il filone delle Brigate Rosse con il ricordo di Aldo Moro. Considerate che c'è anche Tagliercio, cioè esiste una storia contemporanea che viene raccontata poco nelle scuole e noi crediamo che anche attraverso questo tipo di investimenti debba essere raccontata e anche in qualche modo forse ripensata. E dopo la scienza, tecnologia e innovazione, con il robot che ti fa il ritratto seduta stante, la sezione 8 per farci riconoscere cosa ci fa sentire italiani. È tutto, adesso le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon fine settimana, arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Tempo in genere asciutto sul nostro paese, ma non si esclude una lieve instabilità. Nel dettaglio sul Veneto sarà una giornata molto grigia, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Dal pomeriggio saranno possibili deboli piovaschi sparsi un po' su tutte le province. Temperature minime tra -1 e 5 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 8 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione infatti non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Più sole al mattino sui monti, cielo maggiormente coperto invece al pomeriggio. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 7 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile anche sulla nostra regione, al mattino non mancherà il sole, tuttavia il cielo risulterà molto nuvoloso e coperto al pomeriggio anche con qualche precipitazione nevosa sui settori di confine. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 3 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.